Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questo pomeriggio. Il governo regionale ha approvato il disegno di legge sul nuovo codice degli appalti pubblici predisposto dall'assessorato alle infrastrutture guidato da Alessandro Aricò. Adesso il testo dovrà essere votato all'ARS. Arriva il bonus caregiver. L'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ha destinato quasi 2 milioni di euro a coloro che si occupano dell'assistenza di persone con gravi disabilità. A seguito del sequestro delle navi di Caronte e Tourist, gli abitanti delle isole minori siciliane stanno subendo forti disagi a causa della mancanza di collegamenti. I sindaci hanno scritto alle istituzioni regionali e nazionali. I segretari provinciali delle federazioni chimici ed igiene ambientale della UGL di Catania sono intervenuti in merito all'emergenza rifiuti, chiedendo alle istituzioni maggiori controlli e misure punitive più severe. Chiudiamo con il meteo. Domani entriamo ufficialmente nella stagione estiva. In Sicilia cieli sereni su tutto il territorio regionale. Nel pomeriggio temperature in netto rialzo con picchi oltre i 30 gradi in quasi tutte le province. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.